Quarto lotto della tangenziale di Treviso. Il responsabile del procedimento per Veneto Strade ha illustrato in giunta i dettagli del progetto dell'opera viaria, quei famosi 4 chilometri d'asfalto necessari per ultimare la bretella a scorrimento veloce che dovrebbe collegare la Castellana alla Feltrina, un'infrastruttura programmata da decenni, attesa come la manna dal cielo dal quartiere di San Giuseppe, osteggiata dai residenti dell'area di Monigo interessata dal tracciato. La Regione ha rimesso a bilancio per il 2014 i 57 milioni di euro necessari alla realizzazione dell'opera. Ora la patata bollente è nelle mani della Giunta Manildo. La vera tematica che stiamo affrontando è se e quanto serve per la città di Treviso. A breve saranno disponibili i risultati dello studio di fattibilità commissionato dall'amministrazione per valutare i flussi veicolari e l'impatto che il completamento della tangenziale è destinato ad avere sulla città, sia sul fronte dell'inquinamento che della diminuzione del traffico nei quartieri. Alla luce dei dati e del rapporto costi-benefici per l'intera città, l'amministrazione prenderà la decisione, scelta che sarà l'ultima possibile, visto che se Casugana dirà no, verrà perso il finanziamento regionale e Treviso dovrà archiviare una volta per tutte il progetto di completamento della tangenziale. Mi sembra che stamattina forse tutti quanti abbiamo visto che cosa succede quando piove. Oggi c'era il PUT completamente intasato, gli accessi alla città completamente intasati. Ecco, questa è la domanda a cui dobbiamo risolvere. Questa tangenziale risolve o aiuta a risolvere queste tematiche? Se sì, faremo di tutto per farla. Se no, ringrazieremo la Regione e faremo destinare quei fondi ad altre spese.